Io per questo non ti ho menzionato, era sottinteso. Sono uno dei sindaci. Bravo! Grazie a questo atteggiamento, grazie a questo lato inclusivo del mio carattere, noi siamo riusciti a vincere. Agrigento non è più conosciuto, il territorio di Agrigento non è più conosciuto come il territorio della mafia. Guardate, è conosciuto come il territorio della cultura. Siamo i primi in Italia e tutti ci guardano con occhi quasi di invidia, perché vedere per esempio la provincia di Aosta pendere dalle labbra di Agrigento questo mi lusinga. Noi tutti, e grazie anche al centrodestra qui, e ringrazio il Presidente Schifani perché... No, il Presidente Schifani perché è sempre presente, Marcello Caruso poi rappresenta non solo il coordinatore di un grandissimo partito nazionale, ma rappresenta il governo regionale in toto. E essere qui oggi a portare gli auguri del Presidente Schifani, questa è una cosa eccezionale, questa è una cosa fortissima. Quindi, che volevo dire, Agrigento adesso ha cambiato anche quella rotta italiana. Se noi andiamo in Italia e giriamo per l'Italia, Agrigento è conosciuta per la cultura. Sono stato invitato al Festival di Venezia perché pretendevano la presenza del sindaco di Agrigento, ma non di Franco Vici, che è proprio della città di Agrigento. Sono stato invitato a Rimini per la fiera del turismo perché pretendevano la presenza di Agrigento e a Rimini abbiamo sbaragliato. Siamo stati i primi in assoluto. Questo perché? Perché siamo stati uniti. Perché quando io ho portato il nome di Agrigento in Italia, l'ho portato con il nome di Agrigento, la provincia, ivi compresa Lampedusa di noi. E questa è stata la cosa buona. Io mi vengo qua, quindi forse per la prima volta a Capodanno si potrà dire il 2024 sarà diverso. Per la prima volta è cambiato. Sono cambiate le sorti dei nostri territori, non siamo più gli ultimi d'Italia, forse diventeremo non per i servizi, è logico, ma diventeremo per la cultura i primi in Italia. Questo grazie a tutti voi, grazie alla politica che mi è stata vicino e avvocato, grazie a chi crede in questo obiettivo, in questo progetto. Buon Natale a tutti!